Piero, segretario del SICET Veneto, quali sono le novità per gli inquilini dopo il decreto rilancio? Sì, il decreto rilancio ha messo a disposizione risorse importanti per le regioni. So che nel Veneto sono arrivati circa 4 milioni di euro, che però per dare una risposta concreta agli inquilini dovrà necessariamente essere integrata da parte della regione. Noi come associazioni sindacali in rappresentanza degli inquilini assieme con i rappresentanti dei proprietari delle case, degli immobili, abbiamo proprio avanzato alla Regione Veneto questa richiesta di avviare quanto prima il Fondo Sociale Affitti e mi risulta, proprio perché sono in contatto continuo con la Regione del Veneto, che martedì scorso sia stata approvata la delibera da parte della Giunta regionale del Veneto, che dovrà adesso fare tutto l'iter burocratico, per dare avvio appunto al bando Fondo Sociale Affitti. A differenza degli altri anni, questa volta non sarà necessario passare tramite i comuni, perché la Regione sta predisponendo una piattaforma regionale dove il singolo utente accede direttamente per chiedere questo contributo qualora ne abbia i requisiti. Naturalmente il SICET in questa fase darà supporto a tutti quegli inquilini che si rivolgeranno al nostro sindacato per essere supportati. So che oltre a questo la Regione Veneto, sempre con la stessa delibera, ha messo a disposizione anche altre risorse, però in questo caso per i servizi sociali dei singoli comuni, per le famiglie che sono in difficoltà, in questo caso le famiglie che si trovano in queste particolari situazioni si rivolgeranno ai loro comuni per chiedere questi contributi. Perfetto Piero, quindi per maggiori informazioni ci si può rivolgere alle sedi territoriali del SICET e della CISL mandando una mail o telefonando direttamente.